La genesi, insomma, della resilienza l'abbiamo dimostrata nella fase di ricostruzione. Costruire un sistema coordinato di resilienza territoriale che copra l'intero ciclo di gestione dei rischi di disastro, la previsione alla prevenzione, dalla preparazione alla risposta fino al recupero. Una rete di supporto alla pubblica amministrazione che attualizzi il raccordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le professioni tecniche, nato dopo il terremoto del Friuli del 1976, con al centro il ruolo della protezione civile. E l'obiettivo del Manifesto Friuli 2026, sottoscritto all'Università di Udine, dall'Ateneo, dalla Regione e dai rappresentanti del mondo delle professioni tecniche, è stato approvato al termine di un forum con oltre 200 attori coinvolti nei processi tecnico-decisionali e operativi in caso di crisi. Il vero problema è come innestare questa rete alla bisogna in modo da affiancare la pubblica amministrazione. Noi sappiamo che abbiamo molti territori con dei comuni piccoli, con anche competenze tecniche limitate, quindi l'idea è che questa rete possa essere attivata dalla parte pubblica, quindi dalla Regione, a supporto degli enti più piccoli quando ci sia la necessità. Senta, possiamo dire che se oggi parliamo di manifesto, all'epoca laboratorio a chilometro zero. Assolutamente sì, oggi parliamo di manifesto ma in realtà è il tentativo di capitalizzare quell'esperienza e rilanciarla guardando, diciamo, il futuro.